Mandi. Rossi, ci racconti tutto di lei, qualcosina, non tutto. Sì. Allora siamo in Carnia, che è la zona montana del Friuli, esattamente a Tolmezzo. Io sono Aldo Rossi, sono un cantautore che compone canzoni normalmente in lingua friulana, tranne che per questa occasione. Oggi, guardi, è la giornata dei dialetti e delle lingue locali, è una cosa bellissima. Sta piovendo in Carnia, sì, perché piove sempre. Come sempre in Carnia, il luogo più piovoso. Senta, lei è un cantautore proprio professionista, cioè riesce a vivere facendo del cantautorato? No, questa sarebbe una mia aspirazione, sì. Ma diciamo che non ce la facciamo. Poi cantando anche in friulano la platea mi si restringe. Un pochino in effetti. Ho fatto una canzone in italiano, mi chiama Caterpillar, mi sa che cambierò qualcosa nel mio futuro, no? Assolutamente. Sono segnali della vita, che dalla la vita Carnia come dall'Appennino Guccini. Rossi, che testo abbiamo scelto, su cosa ci siamo concentrati? Sì, allora, parlavate prima dell'ispirazione data da una donna. Sì. In questo caso l'ispirazione è data dalla ricerca di una donna. Dalla ricerca di una donna. Che è una cosa un po' diversa. Che a volte è anche più pressante della ricerca. È la storia di un uomo di una certa età, non diciamo quale. Sì. Che da qualche anno della sua vita ha visto che ormai dal punto di vista amoroso ha qualche difficoltà e si è buttato sul volontariato e ovviamente ananche su cose come questa di Minuno di Meno. Ho capito, cioè ma è autobiografico, Rossi? Potrebbe essere. No, scusi, Rossi, ci garantisce, siamo in fascia protetta, non è un inno all'umanismo. No, questo no. Però diciamo che lui ha imparato così bene il decalogo di Minuno di Meno che nel momento in cui riesce ad approcciare trova qualche difficoltà nell'essere, come si dice, coerente e fedele alla causa. Sì, Rossi, noi ci crediamo sulla fiducia. Una presentazione intrigante, direbbe la Zambotti. Annunci lei come fossimo a Sanremo e poi ascoltiamo l'inno della Carnia. Magari lo fa in italiano e poi in friulano l'annuncio. Allora, Aldo Rossi a Caterpillar con il brano Una curte intitolata Incontri al buio. Eh sì, quello sguardo lì che punta proprio su di me. Ma è tanto tempo che nessuno mi voleva più. E adesso in un momento io devo far mente locale, come facevo a tacchinare quando non c'era la crisi economico globale. La porterò a casa, le luci accenderò, a stella di un firmamento sentire la farò. Ma la luce l'ha staccata, la bolletta non pagai, per essere di quelli del meno ti illuminerai. E niente paura, di risorse io ne ho, con il whisky e con il ghiaccio l'atmosfera le creerò. Ma il frigo è rotto lì, troppe volte lo sprenai, e sempre su consiglio dei meno ti illuminerai. Rossi, complimenti, questo, trascinante proprio. Degli echi di Finardi, Branduardi, Leopardi, tutti altri nardi. Il nostro Bozzoni, il nostro tecnico, ha detto un Finardi proprio che si percepisce al gusto. Mamma mia. Sì. Per essere venerdì 17 posso essere contento. No, Rossi, fa il mistero sì. Come mai lei non trovi una donna con queste capacità, Canore, ma la sua vita cambierà perché probabilmente, non le lascio intendere. Buona pioggia in Carnia. Va bene, grazie. Buona giornata a voi. A casa una gran vista, le finestre io aprirò, e se ci affacceremo senza fiato la lascerò. Ma c'è rimasta male, non lo capirà mai, perché invece dei balconi i termosifoni li abbassai. Giochiamo l'ultima carta, vedrai che lei ci sta a far l'amore in macchina come tanto tempo fa. Ma l'auto è condivisa, affollata come un treno, anche il suo ormone mi si illumina di meno. E
manca un po' col sesso, non ci combino niente e tutto sai soltanto per essere coerente. Ormai mi resta un solo e gli incontra il buio, ma anche lì è tutto pieno di quelli del mi illumino di meno. Anche lì è tutto pieno di quelli del mi illumino di meno.